Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Allora, ecco, ho cambiato un po' l'impostazione perché voglio che lo sfondo sia, diciamo, con lo studio più che il sottoscritto, perché sapete che io comunque non amo molto questi tipi di video, nel senso odio la webcam. E niente raga, allora, oggi andiamo con i regali comendiani, nel senso è un video comunque diviso in più parti perché, come si dice, i regali sono arrivati nell'arco di 3 settimane. Alla fine il budget mio, di mia morosa, amici, parenti, mia mamma e i suoceri, l'ho voluto investire su più cose, insomma, piccole e medie. Il guanto a parte, che il guanto è una chicca a parte. E niente, raga, direi di partire. Ci sono tante belle cose da vedere tra pop, action figure, macchine, fumetti, Blu-ray e tante altre cose. Ok, raga, andiamo con i regali comendiani. Buono ragazzi, cominciamo con la carrellata. Sarà diviso in due parti, nel senso questa prima parte con le prime cose che mi sono arrivate e la seconda domani, per voi passeranno pochi secondi, per me è un giorno che arrivano le restanti cose. Allora partiamo con c'è una serie, due film strepitosi, hanno fatto il terzo che alla fine è un tributo ai primi due film per chi ama appunto i film degli anni 80, cioè, è meraviglioso perché comunque ci sono delle chicche incredibili. Ora partiamo con Ghostbuster, con i 4 AK fantasmi, in tutto il suo splendore. Sempre della Eagle Moss, come le statuine che mi devono arrivare della Marvel e quelle di Batman. Eccolo qua. Ray, Peter, il mio idolo Egon e Winston. Eccoli qua. Tutto accompagnato dalla fantasmagorica Cadillac e da Slimer, che vabbè, è un idolo, è l'idolo della Sud, guardatelo, perfetto. Deve arrivare anche un'altra cosa, ma non ve la spoilerò, la vediamo per voi tra pochissimo, per me domani. Ok, poi sapete che andando al cinema devo fare il reparto Star Wars, reparto Ritorno al Futuro, reparto qualsiasi cosa. Per il Jurassic Park ho preso veramente a un prezzo incredibile, che sembrano, cioè magari dall'esterno, cioè dal video possono sembrare giocattolini, ma sono riproduzioni fatte meravigliosamente. Guardate. Ciao. Questo è il Velociraptor, ma ragazzi, oltre ad essere fatto da Dio, cioè, è a livello, cioè, al tatto proprio, si sente subito che è roba di qualità. Questi andranno nel reparto Jurassic Park insieme al Dilophosauro. Guardatelo, anche questo è proprio, c'è anche i colori, ma proprio, cioè, ripeto, purtroppo così si capisce poco, ma toccandoli con mano possiamo sentire la qualità degli oggetti. E manca il terzo che arriverà domani. Potete immaginare già chi è. Ok. Poi abbiamo preso ecco, Blu-ray, sono arrivati solo questi. Ho preso la trilogia di Hobbit e la trilogia di Signore degli Anelli. So che gli appassionati, chi è veramente fan della serie, della saga, ama solo il Signore degli Anelli, però li volevo tutti e 6, li ho presi. Eccoli qua perché mi sembra giusto. E dopo, ecco, questo ho visto solo il primo, gli altri due no, ma sinceramente Matrix, non mi ha mai colpito più di tanto, però voglio dare una seconda possibilità, li ho trovati a 10 euro, tutti e tre, li ho presi, vediamo. Eccoci qua. Poi, fumetti. Di Blu-ray non deve arrivare più niente. Eccoli qua. Ho preso questo, diciamo della collezione della Panini Comics, Marvel Masterworks, Spider-Man, proprio il volume 1, proprio con le prime storie di Spider-Man, infatti qua c'è scritto l'origine di Spider-Man, questo è bellissimo, veramente non vedo l'ora di leggerlo. Ed è arrivato anche il 5, Spider-Man Mai Più, che se non erro questo nella trilogia di Raimi è ispirato a Spider-Man 2. Ne devono arrivare altri, purtroppo uno introvabile, speriamo di trovarlo prima o poi, scusate il gioco di parole. Poi andiamo sempre, qua andiamo non film ma serie tv, in assoluto una delle mie preferite, Supercar, con in ball Michael Knight, guardate che roba, anche questa ragazzi è pesantissima, non me l'aspettavo così per la cifra spesa, ho trovato tutte robe in offerta raga, fatta benissimo, ecco, mi sto spoilerando altre cose ma va bene, cioè proprio bella, ripeto la chicca della luce è tanta roba. Poi eccoci qua, Batman,
Deve arrivare la terza, ma le mie due preferite sono queste, quella del 1989, che è proprio super iconica, e poi quella della serie animata dei cartoni. Questa proprio, non so che sono pazzo, è proprio la mia preferita in assoluto, cioè è stranissima, è fatta a culo, ma boh, l'ho sempre amata. Ed eccola qua, anche questa poi vedremo tutto quando la metterò a posto. E poi abbiamo un po' di pop. Allora, eccolo qua, il pop del dottore, Doctor Strange, il supremo, quindi la versione di What If. Probabilmente la vedremo anche nel nuovo film con, del dottore. Tanta roba. Poi qua abbiamo Harry Potter, qua vestito con tenuta da Quidditch, col boccino d'oro. Eccolo qua. Poi abbiamo il nostro Renatone Zero Severus Piton. Queste sono edizioni di pop normali, comunque non sono particolari. Poi abbiamo 3 edizioni speciali, di cui 2 anche costose. Doc Ock, Dottor Octopus, Special Edition, bellissima. Eccola qua. Poi abbiamo Baby Groot da Guardiani della Galassia 2, con in mano il telecomandino per distruggere il papà celestiale di Star-Lord. Eccolo qua, Igo o Ego, lascio a voi sempre la scelta, perché mi piace. E poi questo che lo cercavo da una vita, l'ho trovato, anche un po' scontato, ma comunque costoso, Cedric Diggory con la tenuta a tasso rosso nella Coppa Tre Maghi. Questo è veramente stupendo e anche molto difficile da trovare. Eccolo qua. Raga, questa è la prima parte, ci ribecchiamo per voi, ripeto, tra 2 secondi, per me un po' di più, un giorno almeno, con gli ultimi acquisti comendiani per il compleanno comendiano. Ragazzi, sono arrivate altre cosine, ma in realtà sono passati più di un giorno, quasi 4, e niente, la vediamo. Allora, è arrivato, qua abbiamo il volume 3 della Marvel Masterworks di Spider-Man, quindi abbiamo l'1, il 3, il 5 e anche il 4. Manca il 2 che non riesco proprio a trovarlo, purtroppo è abbastanza introvabile per il momento su eBay da qualsiasi parte. Poi, questi sono regali del mio caro e vecchio bode, del signor Aquaman. Wolverine vecchio Logan, questo è considerato uno dei fumetti più belli, nel senso comunque da leggere assolutamente, ed effettivamente l'ho già letto, è veramente tanta roba. E questo lo stesso è bellissimo, eccolo qua, Iron Man. Questo, se non sbaglio, ha ispirato il terzo film. Certo che qua parlano di Tom Cruise come possibile cameo nel ruolo di Iron Man, madonna, ci assomiglia tantissimo da sta foto. Bene, poi abbiamo pop, cominciamo da questo, Alan Parrish, eccolo qua, Rigio Maggi, chicca obesissima, che non potevo non prendere. Ci sono tutti i regali di compleanno, tra amici, parenti e me stesso. Superman, questa è l'edizione degli 80 anni, qua a parte sta roba qua che purtroppo a volte arrivano leggermente rovinati, diciamo non è rovinato, però insomma per un maniaco come me un pochino sì. Poi qua abbiamo la mia versione in pop, perché ci sono tante versioni, c'è la versione uomino biscottino, Zenzi, la versione Baby Boss, la versione Mini Puft di Ghostbuster, bellissimo, questo che mangia la pizza è in assoluto il mio preferito. Ce ne sono tanti tipi, però ho preso questo appunto. Poi la terza Batmobile, quella di Batman Begins, eccola qua, così tutte e 3, perfetto. E poi abbiamo anche questo, sempre un fumetto dell'11 settembre 2001 dell'Uomo Ragno, che praticamente è stata una edizione speciale proprio per ricordare la strage dell'11 settembre. Lo volevo, sono riuscito a trovarlo, non è la prima edizione, però va bene lo stesso. E niente raga, questa è la seconda parte, ci sarà anche una terza e poi ci sarà un video singolo per una cosa devastante, per una bomba che deve arrivare gigante nella grandezza e anche nella meravigliosità. Quindi ecco, di quello farò sicuramente l'unboxing. Raga, un saluto per il momento, ci ribecchiamo per voi sempre qualche secondo, per me spero non 10 anni. Ciao! Per voi sono passati pochi secondi, per me lo stesso, perché mi sono dimenticato, poverino, di Flash. Eccolo qua. Ecco Flash. Una statuina di Flash bellissima, sempre della Eagle Moss, ragazzi. Se volete queste cose qua, la Eagle Moss a prezzi, diciamo, contenuti. Questa l'ho pagata 2 euro, ma è fatta veramente da Dio, è bella pesante. Buono, adesso veramente ci ribecchiamo tra un pochino per le ultime cose che devono arrivare. E raga, sono una pippa, mi sono dimenticato in realtà un altro regalo. Eccolo qua.
Questa è come avete visto, Velociraptor e il Dilophosauro, eccolo qua, il T-Rex, anche questo fatto in maniera spettacolare, soprattutto per la cifra spesa. Perfetto, poi sono veramente pesanti, cioè stanno benissimo, cioè hanno un equilibrio perfetto, riescono a stare in piedi senza nessun tipo di problema, tanta roba. Ecco, adesso finalmente forse ho chiuso per questa seconda parte e niente, ci ribecchiamo per la terza. Ragazzi, è arrivata altra roba, non tutta, quindi il video sarà diviso in 50.000 parti. Allora, cominciamo, è arrivato un DVD, è rarissimo, trovato su eBay. Eccolo qua, The Mask. Questo è veramente una chicca, perché è introvabile, proprio introvabile in italiano. Nuovo addirittura, sono stracontento. Poi abbiamo un po' di fumettoni. Allora, questo, Star Wars Tempi Oscuri. La strada verso nulla, questo è bellissimo ragazzi, perché praticamente all'inizio diciamo di Vader della sua nuova realtà da Sith, quindi bellissimo, non vedo l'ora di leggerlo, tanta roba. Poi mi sono preso questo, questi sono regali, sempre regali di compleanno comunque, l'ascesa di Kylo Ren, quindi diciamo come Kylo Ren è diventato così, vediamolo qua da giovane, quindi sono proprio curioso di leggerlo. Questo è un consiglio del buon Bode che doveva darmi il somma, purtroppo non ce l'ha dopo, però l'ho preso. Assedio. Anche questo è veramente tanta roba. Insomma, parla di Asia praticamente, che insomma è un casino. In realtà non lo conosco ancora bene perché me ne ha parlato il Bode, ma non l'ho mai letto. Sono curioso, ma delle chicche belle, insomma, non vedo l'ora di leggerlo. E questo è un consiglio del Bode. Sinceramente sì, praticamente si crea un nuovo mondo. Ok, vabbè, anche qua praticamente ci saranno dei cambiamenti rispetto al mondo come lo conosciamo. Niente, sono curioso, qua ci sono tantissimi personaggi che mi piacciono, quindi non vedo l'ora di leggerlo. E poi questa è una chicca, il primo Marvel Masterworks, la prima ristampa, da quello che ho capito, e dei Fantastici 4. Questo è costicchiato anche, volevo prenderne magari i primi 3 4, però questo è veramente bello perché con la copertina così è fantastico. In italiano ovviamente la copertina è in inglese, ma poi è scritto in italiano, che se no, cioè, tipo, almeno per me sembra impossibile leggerlo. E niente, questa è una bella chiccona. Devo ringraziare sempre il mio caro amico Bode che mi ha portato alla perdizione anche con questi altri soldi. Questo pagato 2 euro perché io ce l'ho già di Division Bell dei Pink Floyd, ho preso questa versione qua però a 2 euro perché avevo uno sconto praticamente col compleanno, visto che la Feltrinelli aveva uno sconto di 7 euro, da 3 euro l'ho preso. Bon, poi ho preso questo, trovato in sconto, il bambino con il pigiama a righe, un film allegrissimo, me lo consiglio, se volete morire con questo morite un minuto prima. E appena uscito il mio film Baby Boss 2, guardate ragazzi, se non sono uguale a lui, ha perfino l'orologino come il mio, la faccetta come la mia e il culotto come il mio. È vero che questa è uguale alla Chiara, cioè questa è uguale è uguale al mio amoroso, siamo identici, siamo noi praticamente. E niente, qui sono altri acquisti, ma mancano ancora qualche Blu-ray e basta mi sembra, però purtroppo non tutto arriva insieme, quindi è un po' così. Raga, siamo di nuovo qua per altri arrivi. Allora, cominciamo dai Blu-ray. Il terzo film di Liam Neeson della saga Io vi troverò, Taken 3, L'ora della verità. Eccolo qua, io ho i primi 2 cofanetto, potevo prendere il cofanetto con i 3, ma a questo punto l'ho trovato a 4 euro su eBay e ho preso questo. Poi abbiamo questo, che se lo pronuncerò sicuramente male, Entrapment, con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Film stupendo, film che piaceva tantissimo anche a mio papà. Sempre 4 euro su eBay, questo rarissimo a 7 euro, rivelazioni, sesso e potere con Michael Douglas e Demi Moore. Questo, cioè, qua Demi Moore è più sexy che mai, è una roba veramente da piangere, da quanto è figa. Bene, poi qua abbiamo un pezzo veramente incredibile, fatto benissimo. Guardate che roba, dall'impero colpisce ancora, Yoda con Luke, cioè questo è veramente un pezzo mostruoso, fatto benissimo, dell'edizione Black Series di Hasbro, tanta roba. Poi abbiamo
Andiamo da Eagle Moss, purtroppo mi è arrivata la statuina rotta, quindi non posso farvela vedere, di Harry Potter. 2 facce, anche questo devo dire è fatto molto bene. Eccolo qua, mi manca solo l'enigmista che è introvabile. Poi abbiamo Ron di Harry Potter. Ho preso quelli del primo film che mi piacciono di più di quelli del settimo. E chiaramente Hermione. Devo dire che la Eagle Moss fa roba veramente fatta da Dio. Poi qua abbiamo un bestione sempre Marvel Masterworks Thor, il numero 1. Questo è veramente che forse è il più grosso tra tutti quelli che ho e veramente sono curioso veramente di leggerlo per capire, insomma, io amo comunque nel senso col fatto che sto cominciando diciamo, questa passione per i fumetti grazie al mio amico, al grande Bode, e voglio capire insomma la differenza, perché lui mi parla sempre della differenza tra fumetti e film, anche con Thor voglio vedere questa cosa. E poi siamo arrivati da ottobre 2 pop di Rocky, gli altri 2, eccolo qua, Apollo Creed, bellissimo, e Rocky Balboa, questo è un po' sempre il 45esimo anniversario, eccolo qua. Perfetto raga, quindi adesso deve arrivare ancora qualche cosina, ma poco poco abbiamo finito, insomma. C'è da dire che ho avuto anche tanta fortuna di trovare degli sconti incredibili che mi ha permesso proprio di poter prendere tanta roba stando su un prezzo, diciamo a parte il guanto, ma stare comunque su prezzi abbordabilissimi. Raga, ci becchiamo con forse l'ultima parte, non lo so. Ciao! Raga, sono arrivate altre cosine, guardate la bellezza. È arrivata quella rosa, la gialla e la bianca, sono praticamente dei portachiavi fatti a gomma di Formula 1 della Pirelli. Tanta. Scusate perché mi hanno telefonato. Qua invece ho quella bianca e quella gialla. Qua ho cambiato anche la disposizione delle macchine, ho messo le Ferrari antiche, le ho messe qua e qua sto facendo in questo, diciamo, in questa mensola. Voglio prendere altre Formula 1 tipo la Bar, insomma anche macchine dalle Mans così, da rally, voglio proprio fare qualche casco, proprio fare un reparto F1, reparto motori diciamo così, e qua le ho messe senza la base, così mi sono state tutte 180, me le posso godere qua, però lo faremo vedere con calma la prossima volta. Adesso vediamo le ultime robe arrivate. È arrivata solo una cosetta, però tanta roba, action figure del Mandaloriano con Grogu, fatta veramente benissimo. Cioè, merita proprio speso niente, con 20 euro arrivata, ma devo dire è fatta proprio bene, anche guardatelo, il bimbotto è perfetto. Niente, adesso dovrebbero mancare 2 film e qualche fumetto e ci siamo e possiamo chiudere il video. Sinceramente non vedo l'ora, così lo posso anche caricare. Raga, chiudiamo i regalotti comendiani del compleanno con la statuina di Newt Scamander. Questa è un po' rovinata, infatti me ne deve arrivare un'altra gratuitamente ovviamente perché l'abbiamo incollata. C'è un po' di, insomma, non mi va sinceramente, era un po' rotta e allora me la cambiano. Me ne deve arrivare un'altra uguale, chiaramente gratuitamente. Bellissimo, un personaggio stupendo di un attore che amo, di Redmayne, è uno dei miei attori preferiti, e niente, anche Animali Fantastici tutto sommato non sono dei brutti film in attesa del terzo, però lui proprio da solo regge il film. E per chiudere, sempre della Marvel Masterworks, i Vendicatori, il primo volume. Adesso non so quanti ne prenderò di questi, forse questo è un altro e basta. E niente ragazzi, così chiudiamo i regali comendiani, ne sono arrivati parecchi. Chiaramente il guanto rimane l'apice, la perfezione, la magnificenza comendiana. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano e niente, ci vediamo sul prossimo video, penso che sarà sulla collezione di Pop e di Star Wars e niente fiori, alla prossima con i regali, le collezioni, i vaneggi comendiani. Ciao!